Mercoledì presenterò il piano casa perché venerdì non ce la facciamo, lo stiamo rivedendo e presenteremo anche il Job Act e le misure per la scuola, misure che mettiamo tutte insieme per non incatenare i sindaci ma scatenarli. Sono le parole del premier Matteo Renzi a Siracusa parlando ai sindaci della provincia. Nella tappa odierna del suo tour nelle città d'Italia Renzi è stato accolto da applausi e richieste d'aiuto ma anche da contestazioni. Non sei credibile, devi passare prima dal voto popolare, recitavano alcune scritte sui cartelli di alcuni militanti del Movimento 5 Stelle all'uscita dalla scuola Raiti dove si è recato il Premier. Ci sono 2 miliardi di euro pronti per l'edilizia scolastica, ha detto, bisogna rilanciare l'efficientamento energetico della scuola perché si possa spendere meno in bollette. Mercoledì prossimo farò a Roma una corposa conferenza stampa di lancio di alcuni provvedimenti molto importanti perché siamo pronti. Ai sindaci così come ai giovani Renzi chiede aiuto. Vi chiedo la stessa cosa che ho chiesto ai ragazzi delle scuole, paradossalmente, di tornare a credere insieme che l'Italia non ha finito il proprio tempo. Io trovo un clima di rassegnazione, un clima di difficoltà dentro i sindaci. Noi dobbiamo dire che attraverso il sacrificio e l'impegno di tutti non ce la fa il governo Renzi, ce la fa l'Italia. A me colpisce chi dice ma vediamo se Renzi ce la fa, come se fosse il Presidente del Consiglio su un filo di equilibrio e gli altri a guardare e a dire vediamo se casca anche questo, che è un atteggiamento tipico di chi pensa che i problemi li risolvano gli altri. Sul filo ci siamo tutti insieme e siccome lo spazio per farcela c'è, io vi chiedo di non cedere alla rassegnazione, vi garantisco che a nome del governo noi saremo compagni di strada. Renzi affronta anche il tema della scuola, che la scuola italiana dice torni a essere la patria della bellezza e della cultura. Mi avete chiesto preparaci un futuro, il futuro cerchiamo di prepararlo insieme a voi e ai vostri insegnanti. Torno a Roma felice perché so di poter contare sui bambini di Siracusa. Dal vostro lavoro ripartirà l'Italia. Che la scuola italiana torni ad essere patria della bellezza e della cultura.